Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Ci stiamo addentrando in una nuova settimana, la prima settimana del mese di febbraio, che vedrà una nuova sciabolata artica scendere dal nord e raggiungere il Mediterraneo. Ad oggi pare che a causa del tipo di direzione che viene assunta da questa saccatura, che il grosso del maltempo interesserà il centro-sud Italia, mentre da noi arriverà il freddo. Per capire appunto questa evoluzione volevo farvi vedere una mappa incentrata a circa 5500 metri alla volta di metà settimana, con la quale possiamo vedere con i colori sul blu e l'azzurro questa saccatura che discenderà dal nord, spinta da un'elevazione in pieno oceano di un'alta pressione, e appunto il freddo dovrebbe ritornare sul nostro territorio da metà settimana. Diciamo che lunedì e martedì il tempo si manterrà tutto sommato tranquillo e ci sarà qualche nube di passaggio. Attenzione al ritorno delle foschie e delle nebbie. A partire appunto da mercoledì dovrebbe discendere quest'aria fredda, si farà sentire soprattutto in quota, dove sarà abbastanza considerevole il calo termico, per poi propagarsi anche negli strati più bassi dell'atmosfera. Però appunto, come dicevo, a livello di precipitazioni, almeno stando alle indicazioni che ci vengono fornite attualmente dai modelli fisico-matematici, pare che appunto il grosso del maltempo interesserà il centro-sud Italia. Se sarà confermata questa tendenza, avremo appunto un mercoledì, un giovedì e un venerdì, probabilmente anche un fine settimana caratterizzato da tempo buono. Con ora concluso, auguro a voi tutti una buona settimana e per quanto riguarda questa trasmissione ci vediamo alla volta di venerdì.